Ecco il video dell'aggressione al venditore di rose picchiato e derubato dalla Baby Gang nella bottega 24 di Piazza Santa Maria dei Battuti la notte di domenica 18 agosto. L'audio non si sente, ma le immagini in questo caso parlano molto di più delle stesse parole. I 7 giovani, 4 maschi e 3 ragazzine, dai 15 ai 18 anni, se la prendono con l'ambulante. C'è un'accesa discussione, ma a dare il via al pestaggio vero e proprio è una delle ragazze che gli sferra un primo calcio e poi un secondo più violento quando l'uomo è a terra. Dopo spunta pure un coltello con il quale il bengalese viene costretto a consegnare il denaro che ha con sé, 150 euro. Pare che uno dei bulli voglia fermare l'amico, ma alla fine i ragazzi se la ridono come se nulla fosse accaduto. In mano tengono le rose rubate al venditore, uno mette in bocca qualcosa. Cosa? Non si sa. I 7 sono stati identificati dalla polizia e denunciati per rapina aggravata in concorso. Arrabbiato e amareggiato il titolare del negozio. Arrabbiato e anche deluso, rassegnato, ecco, diciamo, più che deluso, rassegnato perché anche se abbiamo le telecamere li troviamo in flagrante, dopo alla fine non vengono mai sanzionati a dovere come dovrebbero. Vandalismi e danneggiamenti sono all'ordine del giorno, racconta, ma un episodio così grave è la prima volta che accade, tanto che comincia a pensare di chiudere anche questo punto vendita dopo quello di Via Manin. E quello è il periodo degli europei, quando l'Italia ha vinto gli europei, ho dovuto chiuderlo definitivamente perché mi hanno divelto le macchine completamente, tutte e tre. Il timore è che nonostante siano stati individuati ed ora debbano rispondere di quanto fatto, per vendicarsi i ragazzi tornino e facciano ancor peggio. Magari per i picca questi ragazzi prendano di mira il negozio, vediamo, stiamo a vedere, altrimenti sono costretto a chiuderlo, anche se era un servizio che davo alla cittadinanza di Treviso, anche abbastanza importante, perché all'interno abbiamo anche un accordo con Latte Soligo, dove portiamo il latte fresco tutti i giorni, anche per le signore e per le mamme che magari si dimenticavano di comprarlo al supermercato. Insomma, è un punto di riferimento anche per le forze dell'ordine che durante la notte trovano un posto dove bere un caffè dignitoso.